Prego, prego. Iniziamo con l'inno. Se vi alzate in piedi per l'inno nazionale, grazie. A ringraziare pubblicamente Mario e lo rifaccio con vivo piacere, anche perché per complimentarmi ancora una volta per la scelta della caserma. A memoria non era mai successo che almeno in Piemonte si organizzasse un convivio dell'anno in una caserma. È stata un'occasione irripetibile e tanti di voi, parlando nell'uscita, mi hanno manifestato ugualmente la loro soddisfazione. Quindi grazie ancora Mario, grazie a tutti i tuoi collaboratori. Grazie ai tanti amici che per questo Tignano ho avuto modo di conoscere oggi, grazie agli amici delegati, a cominciare da Lorenzo, il nostro commendatore Masetta, quando